Siamo nelle Dolomiti. Avevo già affrontato questo capitolo in altri documentari, questa volta parliamo delle Tre Cime di Lavaredo, che è il cuore delle Dolomiti, è il simbolo dell'UNESCO. Parleremo di escursionismo, ma anche tante curiosità legate alla cultura, ad esempio la geologia, oppure anche la Grande Guerra. E avremo degli ospiti importanti come Mauro Corona, come Alziro Molin, che è stato un grande alpinista della metà del secolo scorso, una serie di argomenti che ci porteranno a volare insieme a queste magnifiche montagne. È stato fortemente voluto dal comune di Oronzo di Cadore perché a dirla tutta non ci sono grandi documentari che parlano delle Tre Cime di Lavaredo in senso di completezza. Noi abbiamo voluto fare un lavoro più esteso, quindi prendendo l'escursionismo ma unendo anche la cultura. Ecco, questa è un po' la sintesi di tutto il mio lavoro. Questa sera raccoglieremo dei fondi grazie all'idea del CAI per aiutare un po' le popolazioni del Bellunese colpite da questo tremendo maltempo che abbiamo avuto a fine ottobre, e quindi è anche l'occasione non solo di sorridere, di stare insieme alle bellezze delle montagne, ma anche per stare insieme al dramma dei bellunesi. Allora, il filmato è tutto frutto ingegno di Giovanni Carraro. Io sono stato coinvolto perché abbiamo una tradizione come televisione per la realizzazione di filmati e documentari, e mi ha coinvolto, lo faccio volentieri anche perché abbiamo girato tante volte assieme. Questo era particolare perché è un ambiente molto particolare. Poi Giovanni ha questa capacità di mettere insieme la cultura, le particolarità del territorio, la natura, i fiori, e ne è uscito un lavoro davvero molto bello che vedrete questa sera. Allora, il documentario è stato voluto proprio dall'amministrazione comunale. L'anno scorso, quando sono stata eletta sindaco, mi sono resa conto che non esisteva un lavoro sulle Tre Cime di Lavaredo, e quindi ho contattato subito Giovanni Carraro, che è anche un amico, gli ho chiesto la disponibilità e insieme abbiamo cercato di costruire il progetto, di trattare i vari temi, quindi la cultura, la storia dell'alpinismo, i cenni storici, la geologia e la botanica, e di realizzare un lavoro che valorizzasse i protagonisti delle Tre Cime di Lavaredo, tutti quegli uomini alpinisti, membri del soccorso alpino, storici, che hanno vissuto e stanno vivendo proprio la loro vita quotidiana a contatto con le pareti di quelle montagne. Diciamo che questa presentazione è la terza dopo quella di Auronzo di Belluno, e credo che sia d'obbligo una riflessione dopo l'emergenza maltempo e quello che è accaduto, soprattutto cercare di riflettere sul fatto che siamo davvero piccoli, siamo davvero impotenti di fronte a madre natura, e nonostante gli alberi siano stati sradicati, i torrenti siano esondati, le Tre Cime sono rimaste perfettamente intatte e integre nella loro bellezza, quindi la loro maestosità. Giovanni Carraro non si fermi a questo, ma ne realizzi altri sulle Dolomiti, visto che sono bellissimi e davvero è un talento pieno di passione oltre che di professionalità. Questa serata l'abbiamo voluta, è partita dalla sezione e l'abbiamo voluta principalmente perché è un documentario inedito, sarà veramente oltre che straordinario, unico, e rappresenta il cuore delle nostre Dolomiti. Chiaramente come sezione CAI l'amore per la montagna e soprattutto l'amore per le Tre Cime non poteva non mancare qui a Pieve di Soligo. Facciamo sempre delle serate, normalmente a marzo e a ottobre, dove presentiamo la natura delle montagne oppure degli alpinisti che vengono a presentare le loro escursioni. La passione è grande, credo che questa sera il cinema lo dimostri. Quindi oltre che noi siamo quasi 500 soci nella sezione Veglio Soldan, però ci sono tante altre attività parallele che frequentano la montagna.